Nel suo intervento ho notato un passaggio, cioè la trasformazione delle aziende parliamo degli anni 70 ad oggi, e lei diceva che i paesi oggi si stanno spopolando, Ecco, la diversificazione produttiva che negli anni 70-80 era stata fatta era proprio per riportare da Porto Marghera, oggi siamo qui e siamo proprio a Mestre, per cui in questa location, verso l'entroterra per recuperare i paesi. Oggi si sta tornando un po' indietro, cioè i paesi si spopolano per andare sulle città metropolitane, così tra virgolette, e per cui lasciare i paesi. Ecco, questo passaggio mi ha così colpito perché io ho vissuto personalmente, vista l'età, questo tipo di esperienza. Perché noi su certi passaggi il Veneto non è cresciuto, perché nelle nostre frazioni, quindi quei paesi che erano nati per poter dare quelle maestranze a quelle zone industriali che nascevano un po' dappertutto, non sono state sviluppate con quello che oggi si chiama il welfare familiare. Quindi se oggi io lavoro su un'azienda che è in una zona industriale distaccata, la preoccupazione per il mio collaboratore è che deve avere un asilo comodo, deve avere una scuola comoda e deve avere delle scuole che gli permettono ai suoi figli di crescere e di studiare senza distrarlo da quello che è il suo orario di lavoro. Quindi noi oggi stiamo soffrendo anche questo, quindi c'è un mutamento nuovamente al contrario di quello che era la popolazione che dai grossi centri andava fuori per avere una libertà e trovare lavoro. Adesso stanno, come diceva anche prima il professor Feltrin, l'aumento del terziario e la diminuzione delle attività produttive che sono dislocate all'esterno dei centri abitati sta creando questa situazione, quindi stiamo tornando indietro, stiamo vivendo quello che negli anni 70 era uno sviluppo di crescita, oggi lo stiamo vivendo all'incontrario. Ecco, si potrebbe cogliere un po' l'osservazione che ha fatto il vostro Presidente. Voi come medie e piccole aziende avete il metro più giusto per capire quali siano veramente i problemi dei lavoratori, non tanto all'interno delle aziende, non tanto quello economico, ma proprio il tenore di vita, cioè le difficoltà che poi riportano dentro di fatto nelle vostre aziende. Quindi il nostro collaboratore, perché io non lo chiamo dipendente, che ha i suoi figli che vanno a scuola con i miei figli, deve venire a lavorare avendo quella serenità mentale che gli crea il contesto, partendo dalla famiglia. Se lui ha problemi di gestione familiare, è logico che quei problemi mi entrano all'interno delle attività produttive. Con quale rischio? Innanzitutto che quelle 8 ore che deve fare all'interno di uno stabilimento, e ricordo che sono la maggior parte delle ore che lui passa dalla sua vita lavorando, non le lavora bene, e c'è il rischio anche di aumento di infortunio, perché magari in quel momento è distratto e ha un pensiero. Quindi noi, come diceva prima anche il nostro Presidente nazionale Camisa, noi dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa, dando anche, come quello che è emerso dal nostro centro studi, la possibilità che chi lavora con noi si gestisca anche il tempo. Quindi sicuramente questo qua porterà a un aumento notevole della produzione con qualità maggiore e una serenità per chi lavora diversa, anche per gestire sia il lavoro ma anche la famiglia.